Inizia la nostra avventura a Mamoiada. Ragazzi, ho parcheggiato appena fuori dal centro, ho fatto un pezzo a piedi, c'è un mare di gente. Qui a Mamoiada, tapas di Mamoiada, l'appuntamento di Autunno in Barbagia è uno dei più sentiti e nonostante il tempo la gente ha risposto alla grande. Pieno di tapas aperte, si va, si gira. Adesso vediamo un po', che qua c'è un casino di gente. Bello però, bello, molto bello. Qua c'è il Museo delle Maschere del Mediterraneo e ci sono anche ovviamente Mamutones e Isoadores. Andiamo a vedere se riusciamo a entrare perché c'è una fila che... Noi siamo convinti che le maschere appartengono a questo paese, sì, sono di Mamoiada. Non esisterebbe un museo senza i Mamutones e gli Isoadores, non esisterebbe il museo senza i Mamoiadini, questo è un museo legato a Mamoiada. Le maschere ci sono sempre state, un rituale molto arcaico, un rito di propiziazione, di morte e di rinascita, fatto proprio per l'annata agraria. Oggi la propiziazione è un po' diversa, oggi si propizia il bene della società, l'economia, perché no? Perché comunque è un museo che oggi ha 23.000 visitatori, che in un piccolo museo, in una piccola città come Mamoiada, in un piccolo paese, non sono pochi, non sono pochissimi. Ecco. Il Mamutone è la figura scura, loro sono neri, sono maschere che hanno delle pelli di pecora, quasi a rappresentare questa simbiosi tra l'uomo e la bestia, indossano un abito in velluto e più o meno 25-30 kg di campanacci. Il rumore, il frastuono di queste campane scaccia via, allontana tutti gli spiriti del male. Questo è un significato apotropaico che è tipico dei mascheramenti, no? Di tutti i riti che hanno delle maschere, danno degli elementi di rumore. L'Isoadore è la maschera un po' più positiva, loro sono vestiti di rosso e di bianco, portano degli scialli colorati e portano Sasoa, da qui la parola Isoadore, portatore di fune, no? Sasoa, e loro durante il rito coinvolgono il pubblico, in modo particolare scelgono le donne, grandi escluse da questa cerimonia, nessuna donna partecipa al rito, ma è anche vero che la donna è il simbolo della vita e della fertilità, quindi deve essere assolutamente inclusa. Insieme danzano, fanno un rito che dura delle ore, fanno 3 passi, 3 salti e l'Isoadore durante il rito conduce in qualche modo la sfilata, la cerimonia. Una cerimonia che soprattutto per quanto riguarda la festa di Sant'Antonio Abate il 17 di gennaio va condivisa con la comunità. I Mamutones vanno di casa in casa insieme agli Isoadores, vanno di fuoco in fuoco ormai, condividerla con la comunità è fondamentale. Il museo è un luogo dove si parte poi per conoscere il paese, no? Da qui si parte per conoscere le tradizioni, è un piccolo museo ma che fa grandi cose.
abbiamo una sala multivisiva, una sala emozionale dove chi non riesce a venire a Sant'Antonio per il Carnevale riesce in qualche modo a vivere queste emozioni con un racconto di professor Bacchisio Bandino, i fuochi che si accendono, le musiche e i suoni di questi campanacci. È un racconto che si snoda nel territorio, un racconto che vale la pena di essere vissuto. Venite a trovarci, noi siamo aperti tutto l'anno, siamo qua. Dal Museo delle Maschere Mediterranee ho sentito un profumo di porchetta, non si può sbagliare, infatti è qua dentro. Buono buono, ma qua non si scherza col vino, già lo sapevo. Dopo il vino un po' d'acqua ci vuole. Acqua di fonte. Arrivano i Cool Jones, ragazzi. Ne ho presi giusto un assaggino, grazie, grazie mille, giusto un assaggino, eccoli qua, Cool Jones. Ottimi. A questo fantastico scatto da Mammoiada, mi raccomando tantissimi like qui sotto, ci vediamo su Instagram con Sardinian Life, ok? Ci troviamo a casa di Ruggero Mameli, il più importante artigiano delle maschere di Mammoiada. Siamo scesi nel Sancta Sanctorum della sua esposizione. Qui troviamo il frutto di 35 anni di lavoro, tantissime maschere realizzate in tutti i tipi di legno possibili e immaginabili. Ma il fiore all'occhiello di questa collezione è sicuramente questa, la coppia di maschere di Mamutone e Iso Adore in legno di ebano. Legno di ebano che ha fatto arrivare dall'Africa e ha voluto sperimentare appunto questo tipo di legno che presenta una lavorazione molto più difficoltosa e soprattutto ha il vantaggio di essere nero, e quindi a differenza delle altre maschere di Mamutone che vediamo solitamente non è dipinto ma è al suo colore naturale. Mammoiada, avendo questa tradizione, dai bambini piccoli, dalla culla in poche parole, quando metti il primo piede fuori dalla culla, un bambino beve subito il cannonau e poi si mettono a fare maschere. Sono in mezzo al legno dall'età di 10 anni, sono 50 anni che lavoro. Le maschere le faccio tutto l'anno,
perché facendo le maschere come le faccio io manualmente, una per una, poi mediamente 2 giorni a fare una maschera. Allora io non punto alla quantità, punto alla qualità. Quando ho iniziato vedevo gli anziani e allora anch'io vedevo gli anziani, Mamutone, qui che maschera brutta, cercavo di anch'io di imitare quello che vedevo. Passano gli anni, io parlo già di 35 anni fa, ho rintracciato per puro caso una maschera antica, l'avevo una famiglia dei miei parenti, questa maschera antica aveva questo nasone pronunciato, queste labbra, figurati, proprio nelle mie mani è capitato. Me la sono messa subito a fianco al banco, prima l'ho ristrutturata che era mal conservata, ci stava tarlando, l'ho ristrutturata, la metto a fianco al banco e ho iniziato a riprodurla. Riprodurla per fare la mano ho voluto anch'io dei mesi, e ne ho buttato uno, ne butto 2, poi oggi ce l'ho inculcata e quella è diventata, diciamo, la maschera classica più conosciuta in questi ultimi 35 anni. Poi passano il tempo e mi sono fissato, ho detto, se trovassi l'ebano, l'ebano è nero, ho detto, sarebbe il massimo per provare anche a lavorarlo, della mia collezione, no? Arriva un bel giorno e mi mettono in contatto in continente, un commerciante aveva l'ebano, dei pezzi di ebano. Questi escono, quanto ne volete di questo legno? E mi ha sparato 500 euro, 2 trunchetti, 500 euro, noi 500 euro mi faccio la provvista del trattore della legna per l'inverno. Ho rifinito tutto e ho detto, ma lo faccio arrivare questo ebano. Telefono, mandatemi l'ebano. Faccio i 2 grezzi, rifinisco. Certamente l'ebano non ho verniciato col nero come faccio con altri legni, perché l'ebano è già nero. Certamente era nero Mamutone e nero il lavoro. Le ho finite, queste maschere, guarda, quando ho messo il marchio, perché io ho il marchio, ho fatto un marchio registrato che tutela la maschera, Mamutone, Mamele Mamujava, non riusciva il marchio rovente, non riuscivo a fare il segno. Finisco le maschere e mi accorgo, dai nostri legni che ho lavorato, quasi tutti li ho lavorati, per esempio, che ti posso dire, l'olivastro è pesante, il terebinto è pesante, però quelle maschere, io parlo la stessa maschera, stesso spessore, rispettando queste cose, quelle maschere restano a galla nell'acqua, le metti restano a galla. Metto l'ebano e affondo. Allora l'ebano ha un peso specifico più del normale, non sembra legno che sembra più ossidiana, sembra più pietra che legno. E questo, a differenza degli altri legni che ho lavorato, ha questo vantaggio. Amici, la nostra lunga giornata a Mamoiada finisce qui. Abbiamo visto una festa stupenda, piena di gente, ma soprattutto abbiamo scoperto la maschera dei Mamutones, degli Osadores. E ne sappiamo di più dopo questa grande avventura. Ci vediamo alla prossima, ciao!